Per fare un tavolo ci vuole un uomo. Già, un uomo, ma non un uomo qualunque. C'è un paese, l'Italia, che nella sua storia, con il legno, ha saputo fare meraviglie. Ha costruito, ha creato, ha edificato città, ha esplorato continenti e ha fatto tutto questo consapevole di una cosa. Il legno non è facile. È generoso, versatile, capace di grandissime cose, ma non è facile. Avere a che fare con il legno richiede sicuramente esperienza, sicuramente talento, ma, e ci pensano in pochi, richiede soprattutto cultura. Una cultura del fare e dell'immaginare, una capacità autentica di interpretare e trasformare e usare la materia. Tutto questo non è cosa da poco, né si costruisce in un giorno, si costruisce in secoli. Secoli in cui il nostro paese ha saputo creare un rapporto tra uomo, strumenti, natura, creatività, scuola, fatica, talento, caparbietà, coraggio. Elementi che ogni giorno mettiamo in campo da sempre e che oggi, attraverso la tecnologia e l'innovazione, ci permettono di rendere la bellezza accessibile a chiunque. Un primato che possiamo e dobbiamo raggiungere con ancora più forza, perché abbiamo qualcosa che fa la differenza: il nostro desiderio, la nostra umanità, la nostra passione, la nostra capacità di fare. E grazie a questo talento portiamo in Italia il legno che proviene da ogni parte del globo, per poi trasformarlo qui, instillando in esso tutta la bellezza di cui siamo capaci. Una bellezza che dal nostro paese intraprende un nuovo viaggio per toccare ogni angolo di ogni continente. Da bambini, tutti ascoltavamo un motivetto innocente. Da grandi, abbiamo imparato che per fare una casa, un mobile, un imballaggio, un pannello, una costruzione e, sì, anche per fare un tavolo, ci vuole un grande paese.